Povero Cassano ha perduto il cervello. Ciao a tutti amici, da Napoli l'87, da quanto tempo che non ci vediamo? E il tempo è prezioso, fra lavoro, impegni, i video sono importanti, ma la vita privata ancora di più. Ma dobbiamo parlare un po' di argomenti oggi, ragazzi. Ma prima di tutto vi invito, lo sapete, non ve lo devo ripetere sempre. Tanto non vi costa nulla, non è che vi chiedo un bonifico ad iscrivervi al canale attivando la campanellina ed essere aggiornati con i video di Napoliello. Dai, fatelo, dai, che non vi costa nulla. Poi magari più in là vi chiederò anche un bonifico. A parte gli scherzi, parliamo di Cassano che gli è scappato il cervello di casa. Ha ragione, aveva ragione Renica. Prima di parlare a cazzi, impara a usare il cervello. Non parlare con la bocca senza pensare. Usa la testa, ce l'hai una testa? A me mi sembra proprio di no, perché come fai a dire che nel 1987 i giocatori che hanno giocato insieme al miglior giocatore del mondo, Diego Armando Maradona, ma questo non significa che gli altri sono stati nulla e Maradona abbia vinto lo scudetto da solo. Lo scudetto si vince insieme, si vince di squadra. Non l'ha vinto solo Maradona. E questo non vuol dire che Maradona non è stato il miglior calciatore al mondo. Tu hai oscurato praticamente tutta la squadra dando i meriti solo a Maradona. Ma il campionato l'hanno vinto tutti quanti insieme a Maradona, tutta la squadra. Ha ragione Ferrara, ha ragione Renica. Ferrara che dice che con Maradona non avresti mai giocato, l'elemento che sei, eppure a lui gli do ragione. Niente, comunque voglio chiuderla qui con Cassano perché non ci ha capito un cazzo e comunque come si fa a dire una cosa del genere con un giocatore come Ferrari che ha vinto scudetti con Juventus, con Napoli, Coppa UEFA, poi lo stesso Garella in porta che ha vinto prima con il Verona, poi con il Napoli, De Napoli che è stato tanti anni in nazionale. Io non so sto cervello da... cioè prima di parlare usa il cervello, Cassano, per non parlare di Carè e altri giocatori. Insomma, chiudendo questa cosa di Cassano, perché comunque ha sparato sulle cazzate, andiamo a parlare della maglia del Napoli, ragazzi, che ora ve la metto a destra e a sinistra dello schermo, non so dove andrà, comunque la vedete e secondo me questa maglia, a parere mio, non mi piace, perché è una maglia, cioè, non lo so, mi sembra più un pigiama che una maglietta, mi sembra un pigiama per andare a dormire, un pigiama da bambino, no? E tu giocare con una maglietta così, non lo so, mi sembra un po' ridicolo. Comunque poi c'è a chi piace, a chi no, a me onestamente non piace, mi piace più quella dell'anno scorso, quella diciamo alla Spider-Man, ora abbiamo fatto la maglia alla Batman, poi l'anno prossimo che cosa fa? Gli X-Men? Boh, io non lo so, ogni anno ne studia una De Laurentiis. Infatti quest'anno ha detto che faceva 13 magliette e così sta facendo, è partito forte, no? Io onestamente se devo spendere dei soldi per una maglietta del genere, no, non li spendo ragazzi. Piuttosto vado a prendere la maglia che ho visto della Champions, voi direte, ma è molto simile alla prima e la seconda maglia del campionato del Napoli. Sì, è praticamente uguale, cambia solo le maniche sfumate, no? Che sono in argento, però è molto bella ragazzi, a me quella mi fa impazzire. Piuttosto vado a prenderne una semplice così, che una maglia del genere che quantomeno a me mi sembra un pigiama che una maglietta da calcio. Comunque, poi fatemi sapere a voi se vi piace, ve la comprereste, ci spendereste pure lo stipendio per pigliare quella maglia lì. Io onestamente no. Comunque, al di là della maglietta, andiamo a parlare della partita, che è la cosa più importante di oggi, perché cazzate di Cassano, mettiamoli da parte. La maglia di Batman, mettiamola da parte anche quella, perché oggi parliamo di cose serie, Napoli-Torino. I 3 punti fondamentali, una partita difficile, una partita dove il Torino viene da 2 sconfitte e sicuramente vorrà fare punti a Napoli. Non sarà facile ragazzi, non sarà una partita facile, visto anche il minutaggio dei giocatori del Napoli in nazionale che hanno giocato più di tutte le squadre della Serie A. Niente ragazzi, mi preoccupa il fatto che non ci sia ancora Osimhen.
Mi preoccupa ancora di più l'esterno destro, che sia Politano, che sia Lozano, che comunque sono stati entrambi convocati, però vedendo la formazione io ho visto Zerbin e qui mi spaventa un po' il fatto di mettere Zerbin contro il Torino. Posso capire di azzardare Zerbin contro una Cremonese, contro un Lecce, ma oggi le partite, anche quelle non sono facili, oggi partite scontate non ce ne sono, e per questo io, più che mettere Zerbin, io vado a rischiare Raspadori esterno. Raspadori, Kvaratskhelia e prima punta ci metto Simeone, perché per me se non c'è Osimhen la punta di sostituzione ad Osimhen è Simeone, per me deve giocare Simeone. Al centrocampo sono d'accordo, i tre inamovibili, perché senza di loro il centrocampo del Napoli non lo riesco a vedere in questo momento, ragazzi. Lobotka, Anghissà e Zelinski devono giocare assolutamente. Poi se il Napoli riesce a tenere un margine importante di risultato durante la partita, allora puoi fare entrare Demme, puoi fare entrare Elmas, puoi fare entrare Ndombele, chi vuoi tu, però intanto devi partire con questi tre. In difesa sono d'accordo anche che Ostica potrebbe prendere il posto di Ramani e giocare insieme a Kim, oppure insieme allo stesso Ramani e Kim farlo riposare, perché comunque poveri cristi devono riposare anche loro, perché abbiamo l'impegno martedì di Champions League ancora più difficile contro l'Ajax ad Amsterdam. E poi sulle fasce, ragazzi, qualcuno dovrà riposare anche lì. Io onestamente farei partire Di Lorenzo, ma nel secondo tempo darei una chance anche a Zanoli. È vero, queste partite sono ostiche, sono difficili, però io, anziché andare a rischiare Zerbin esterno alto, rischierei più un terzino come Zanoli e far riposare un po' quel povero Cristo di Lorenzo, che le sta giocando veramente tutte. Capisco che Di Lorenzo è di fondamentale importanza farlo giocare, perché su quella fascia cioè Zanoli non è all'altezza del nostro capitano, no? Però deve anche riposare Di Lorenzo, non le può fare tutte quante. Quantomeno il primo tempo glielo farei giocare, nel secondo tempo farei giocare Zanoli. Dall'altra parte Mario Rui per me può giocare, anche se potrebbe partire titolare Olivera, la stessa cosa. Anche se qui potrebbe giocarla anche tutta Mario Rui, dall'altra parte io farei riflettere un po' il capitano. E poi Meret in porta, ragazzi. Meret che va data fiducia, a Meret che gli stanno per rinnovare il contratto fino al 2025 e io voglio essere fiducioso. Il ragazzo si sta comportando bene, il ragazzo ha fatto vedere le sue qualità, il suo potenziale che c'è. Secondo me gli è mancata la fiducia che a lui faceva esaltare il suo potenziale, perché prima di queste annate dove poi ha fatto delle papere, comunque per me aveva fatto bene quando subentrava ad Ospina. È vero, qualche volta qualche papera l'ha sempre fatta, però non si è mai sentito in fiducia, secondo me, non ha mai avuto la fiducia dei propri tifosi. Io penso che se noi diamo fiducia a questo ragazzo ci toglierà tante soddisfazioni, e lo ha fatto dalla prima di campionato fino ad oggi, ha fatto vedere delle buone parate. È vero, avrà fatto una papera, ma quella anche i grandi portieri come Donnarumma, Donnarumma o fa giornata perfetta o fa giornate di papere, sappiamo com'è, ma per dire anche Maignan, anche Buffon le ha fatte, anche i grandissimi portieri come Neuer fanno papere. Perché Meret non le può fare? Noi dobbiamo solo sostenerlo il ragazzo e vedremo che ci darà soddisfazioni. Dall'altra parte speriamo di ritrovare Osimhen con l'Ajax, o quantomeno per la domenica dopo di campionato. Intanto ragazzi dobbiamo prendere assolutamente dico 3 punti. Il pareggio ci sta stretto, ragazzi, queste partite le devi vincere se vuoi centrare il tuo obiettivo, che rimane l'obiettivo Champions League. Poi più in là vediamo, ragazzi, partita dopo partita vedremo dove potrà arrivare questo Napoli. Niente, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, lasciando un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ma soprattutto se ancora non l'avete fatto e che aspettate la carrozza che vi porta a sposare, iscrivetevi al canale di Napoli l'87. Cassano cambia sport perché il calcio non fa cosa dolce. Stamma a sentire. Riguardo la maglia di Batman, ecco,
Questa sta bene ad Osimhen, perché con la maschera che tiene può fare Batman a tutti gli effetti. E riguardo la partita, ragazzi, vai Napoli, vai! Scattammela la capa a st'utore, sfunnammela e corri. Buona giornata a tutti amici, da Napoli 87 e come sempre, aiuto, forza Napoli!